Ha ragione Stefano quando dice le proposte ci sono e sono sul piatto da tempo, dal 2010 che il Partito Democratico ha avanzato le proposte. Credo che bisogna farle vivere però nel territorio queste proposte, non solo estendendo il lavoro dei forum del lavoro, ma riprendendo per esempio una presenza nei luoghi di lavoro. Creare circoli del PD nei luoghi di lavoro credo sia e possa rappresentare un utile aiuto e sostegno. La riflessione che voglio fare, anche nella regione Veneto purtroppo il tema del lavoro non è il tema centrale. L'unica occasione, lo sanno Roberto, lo sanno Bruno, come consiglieri regionali che abbiamo discusso del lavoro è stato perché abbiamo chiesto un consiglio straordinario raccogliendo le firme come consiglieri di opposizione. I temi purtroppo ci sono tutti, dai ritardi dei tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione, la regione Veneto arriva fino a 300 giorni di tempo per i pagamenti, quindi è fattore di crisi e non sostegno alle imprese e alle aziende in crisi. Non parliamo dei tagli al trasporto pubblico locale che sono un ulteriore elemento e fattore di crisi. A me piace molto l'educazione che ha fatto Bersani a suo tempo, cioè l'idea che il lavoro precario deve costare di più del lavoro a tempo indeterminato. Credo che questa sia una chiave di lettura semplice, chiara e precisa. Aggiungo un tema, la questione della lotta all'evasione fiscale deve essere la nostra patrimoniale. Guardate che su questo già sta producendo alcuni effetti in termini di entrate fiscali. La finalizzazione della lotta all'evasione fiscale però deve essere a ridurre l'aliquota del 23%, perché questo significa introdurre un elemento di equità fondamentale. In questa regione lotta all'evasione fiscale significa anche lotta alla criminalità, guardate, perché su questo aspetto riguarda l'elemento del lavoro nero e riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, ma riguarda un tema che come gruppo regionale abbiamo posto con forza insieme al consigliere Fasoli, insieme a tutto il gruppo, il tema della presenza criminale nelle nostre regioni del nord. Guai a continuare a pensare a rappresentare la criminalità organizzata con la Coppola e la Lupara. Qui si presenta con i colletti bianchi, sta entrando dentro alle aziende del nord. Gli ultimi 3 consigli comunali che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose sono stati quelli di Bordighera, quello di Ventimiglia in Liguria, quello di Desio in Lombardia. Allora, la lotta all'evasione fiscale è lotta anche per garantire la pulizia all'interno del nostro territorio e assicurare la legalità all'interno del nostro territorio. Ultimissima riflessione, la discontinuità principale che noi chiediamo al governo Monti, io sono d'accordissimo con le considerazioni che ha fatto Stefano, se non avevamo questo gesto di responsabilità saremmo finiti come la Grecia, e le immagini della Grecia sono davanti agli occhi di tutti e ne siamo perfettamente coscienti. C'è una discontinuità però sulla quale dobbiamo essere rigorosi. La discontinuità è la concertazione. Guardate, se il governo Monti sulla riforma del mercato del lavoro non produce questa discontinuità e garantisce in termini assoluti una concertazione, una coesione sociale, non possiamo permetterci di avere CGIL e CISL e WIL contro in una fase delicata come questa per il nostro Paese. Ultimissima battuta, credo che il governo debba governare, che la smettano i ministri con battute che sono offensivi nei confronti di cittadini che hanno perso il posto di lavoro, che sono precari, e i giovani non si meritano, i nostri giovani non si meritano battute di questo tipo.